Sognare non costa nulla ed è a volte nei sogni che è possibile togliersi le soddisfazioni migliori, perché nei sogni non c'è nessun limite, non si deve rendere conto e ragione a nessuno, perché ognuno è artefice del proprio destino e gioca le sue carte come meglio può. Poi però, aprendo gli occhi, è un'altra storia, spesso ci si trova a fare i conti con una realtà un po' più complicata, ma resta il ricordo di quanto sognato, perché i sogni sono desideri per chi ambisce al salto di categoria e chi invece vuole difenderla a tutti i costi. Amici di Sportisili, da parte di Luca Pucceri, buon pomeriggio e benvenuti al Paloreto. Questa è Mistral Palermo Cus Palermo, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B di Futsal Girone H. Turno numero 8 di ritorno, sfida che sa quasi di testa coda tra la terza e la penultima della classe, che hanno in comune la voglia di continuare a sognare. Da un lato c'è il Mistral di mister Capello che sogna il salto di categoria con i playoff ormai in tasca, dall'altro lato invece c'è la formazione cussina di mister Isgro che deve tenere a distanza l'Alcamo, ultima in classifica, per potersi giocare i playout e mantenere la categoria. Formazioni che sono entrate in campo e che presto cominceranno il match agli ordini dei direttori di gara Matteo Ortu della sezione di Cagliari, Emanuele Mele della sezione di Oristano, cronometrista il signor Gaspare Giarratano di Agrigento. Andiamo subito a vedere quelli che saranno gli uomini che si sfideranno questo pomeriggio, partendo dal Mistral Palermo con Giglio, Dorio, Torcivia, Murò, Cascino, Di Maria, Radaelli, Machado, Napoli, Sposito, Di Liberto, Cusimano e Randazzo. Risponde il Cus Palermo di mister Isgro con Lopipero, La Ciura, Isgro, Guarino, Cutrona, Moncada, Dell'Aria, Fuschi, Agrei, Sanzo, Biscari e Scianna. Squadre pronte per iniziare il match. Andiamo subito a vedere i quintetti con il Mistral, con Di Liberto in porta, Di Maria, Radaelli, Machado, Torcivia e Murò. Risponde il Cus con Lopiparo in porta, Moncada, Cutrona, Fuschi e Dell'Aria. Tutto pronto, non si aspetta altro che il fischio d'inizio per dare il via alle ostilità. Mister Isgro dà le ultime indicazioni ai suoi e parte la partita con il Cus che gestisce il primo pallone con Lopiparo che vede il movimento di Moncada, pallone che va a Cutrona, Biscari, il pressing di Murò, di Radaelli, Machado, ancora il pallone che resta lì. Lopiparo riesce a intervenire prima che Radaelli, Machado possa fare male, qui invece Di Liberto in testa che tiene la palla, va avanti e subisce il fallo. C'è subito la prima ammonizione con Fuschi ammonito dal signor Mele. Calcio di punizione affidato a Marco Torcivia, chiede ovviamente chiarimenti Moncada. Torcivia che aspetta il fischio del direttore di gara per cedere il pallone a Radaelli, Machado. Radaelli, Machado, Torcivia dall'altra parte dove c'è Murò, si fa vedere Di Maria che riceve ora il pallone. Di Maria, Radaelli, Machado, Murò per Di Maria, ancora Torcivia, Murò che prova con un gioco di gambe a dare fastidio a Cutrona. Radaelli, Machado, ancora Radaelli, Machado, c'è l'inserimento di Torcivia con Lopiparo che riesce a metterci una pezza.
qui difende bene Radaelli Machado e non riesce ad arrivare sul pallone Moncada. Di Maria per Radaelli Machado, le due squadre ovviamente si studiano per cercare ovviamente di trovare uno spiraglio per sbloccarla. Muro ancora con Di Maria vicino, Radaelli Machado, torci via ancora per Radaelli che non riesce, qui allora è Cutrona che riparte. La conclusione di Dell'Aria che però trova Filiberto pronto e allora è Di Maria ancora con la palla al piede. Radaelli, Muro scarica per Torcivia, ancora palla dall'altro lato per Di Maria. Di Maria la tiene, vede il movimento di Torcivia, segue per Muro e allora è Fuschi con la scivolata perfetta di Di Maria che fa su il pallone e allora Muro riesce nella giocata, poi la scucchiaiata ed è calcio d'angolo con Dell'Aria che aveva provato a mettersi lì. Allora Torcivia, lo Piparo riesce a mettere il piede e a neutralizzare in calcio d'angolo Mistral che in questi primi minuti di gioco tiene il pallino per cercare di sfruttare anche il tifo amico. Poi qua Di Maria non riesce a trovare lo specchio della porta, dicevamo Mistral che cercherà di sfruttare il proprio pubblico per portare a casa i 3 punti importanti. Qui incomprensione tra Moncada e Dell'Aria, rimessa laterale per il Mistral con Torcivia. Muro prova a cercare il movimento di Di Maria, allora può partire il Cus con Fuschi che non trova per pochissimo l'inserimento di Cutrona, si salva il Mistral. Pubblico come sempre caldissimo qui al Palaureto con Muro che cede per Radaelli Machado. Di Maria ancora Muro per Torcivia, solito movimento con Di Maria che ottiene il pallone. Radaelli vede Muro, Radaelli, Di Maria prova a fintare il movimento Torcivia che ora riceve il pallone da Radaelli. Di Maria ancora verso Torcivia, il capitano tiene la palla e la scarica a Muro che deve difendere ora la sfera dal pressing di Moncada, di Liberto. Radaelli ha qualcosa da ridire Muro. Di Maria, Radaelli ancora con Di Maria, lo scambio con la difesa del Cus messa bene, non può trovare spiragli il Mistral e allora Torcivia che dà Muro, poi il pallone per Di Maria. Di Maria scarica per Muro, la deviazione di Cutrona in calcio d'angolo. Occasione per il Mistral ancora una volta dal corner affidato a Di Maria, ci sono Radaelli e Torcivia al limite dell'area di rigore, c'è anche Muro fuori, si fa vedere Torcivia, lo Piparo mette ancora una volta le mani per neutralizzare questa azione offensiva del Mistral che ancora una volta andrà a destra. Sul corner ancora Muro, il fallo di Torcivia, il direttore di gara Mele era vicinissimo e allora non può far altro che fischiare il fallo in favore del Cus. E allora Fuschi, pallone per Cutrona, si affida sulla destra dell'area e allora Torcivia che può partire. Torcivia lo Piparo, dice ancora di no il numero 7 del Mistral e allora Cutrona che può ripartire. Dell'Aria scambia con Moncada, ancora Dell'Aria, anzi ancora Moncada, scusate, con Di Maria che dice no.
Radaelli. Fuschi prova a dargli fastidio, il pallone per Muro e Moncada la conclusione da fuori con Diliberto che era leggermente fuori dai pali, non tanto però da regalare il gol del vantaggio al Cus. Radaelli per Muro, ancora il numero 8 che si affida sempre a sinistra da Radaelli Machado. Muro, Di Maria, ancora Di Maria per Muro, la finta, poi lo scarico di tacco, Di Maria ancora per Muro. Muro non riesce a tenere il pallone sul pressing di Moncada, sarà quindi rimessa laterale per il Cus con Moncada che scende a Lopiparo che guarda il movimento in avanti dei suoi, in due sul pallone con Cascino appena entrato, poi Fuschi, il fallo di Radaelli Machado, calcio di punizione. Fuschi chiede il giallo, attenzione perché Fuschi va quasi testa a testa con il direttore di gara per chiedere un'ammonizione, dato che lui al primo fallo su Diliberto è stato ammonito. Cutrona per Dell'Aria, Fuschi due sul pallone con Di Maria che la fa sua, poi le calcia Dell'Aria con Radaelli Machado che riesce in scivolata a disinnescare questa azione per il Cus. Moncada sul pallone, si muove Dell'Aria, il pallone proprio per Dell'Aria, riesce in qualche modo il Mistral a neutralizzare, poi Di Maria, ancora Di Maria, aspetta i suoi che salgono, Di Maria, la conclusione da fuori, trova attento ancora una volta Lopiparo. Cascino sul pallone, scucchiaiata per Muro, trova Di Maria sulla sinistra, gioco di suola, Muro chiama il pallone Radaelli Machado, lo ottiene, allora Radaelli Machado che può ancora tenere palla, guarda Muro, lo serve, poi alza la testa ancora una volta il numero 8 che scambia col numero 18 Di Maria. Muro, Di Maria con Radaelli Machado, allora è l'occasione per Cascino. Radaelli, Di Maria ancora una volta per Cascino, Radaelli, il destro termina ampiamente largo, ma il Mistral sta cercando di prendere spazio, sta cercando di prendere campo per fare male al Cus. Cutrona, l'aria ancora lo scambio, ancora Cutrona, riesce Radaelli a mettere in rimessa laterale. Cutrona per Lopiparo che avanza la palla al piede. Cutrona non può scambiare con Lopiparo e quindi lascia il pallone fuori. Muro, il pallone per Dorio, scambia ancora con Di Maria. Dorio, Cascino contro Cutrona, Fuschi prova a infastidirlo e lo costringe ad andare indietro proprio da Dorio. Muro, movimento di Cascino, serve però Di Maria, salta Cutrona, pallone indietro ancora per Di Maria, Dorio si fa vedere, Cutrona pressa Di Maria che deve tornare da Dorio. Muro, azione insistita del Mistral, Di Maria, finta, vede il movimento di Muro, lo serve, e allora Muro che va ancora una volta da Dorio. Muro la difende su Moncada, il Cus riesce a fermare questa azione offensiva prolungata delle Mistral, però ancora il pallone che va in possesso dei uomini di mister Cappello. Fuschi, Cutrona, scarica per Guarino e ancora Fuschi che non riesce nel movimento, allora Dorio per Di Maria in cassaforte, può costruire
da dietro il Mistral. Muro, ancora Di Liberto a metterci la mano e a metterla in calcio d'angolo. Entra Sanzo per il Cus al posto di Fuschi. Cascino vede Dorio con la conclusione, riesce a tenerla in campo, lo picano, no, c'è stata la deviazione di Dell'Aria. Ancora una volta calcio d'angolo con Dorio sul pallone. Dorio la scarica da Muro. Cascino, Muro, palla alta, rimane a terra Muro. Il direttore di gara si va a sincerare delle condizioni del numero 8 che ha subito un colpo, forse da Sanzo, che va a chiedere scusa. Lo Piparo rimette in gioco, pallone in avanti a cercare proprio Sanzo, che era solo, non può far nulla. Allora Sposito, Dorio, Sposito scambia ancora con Dorio che dà Muro, dietro sempre per Dorio. Muro la fa sua, suola di Cascino che prova a costruire l'azione offensiva del Mistral. Muro, il pallone dentro e c'è il vantaggio del Mistral, 1-0 col numero 23 Sposito, porta avanti il Mistral. Azione insistita del Mistral che riesce a passare con Sposito ed è 1-0 per la compagine di casa. Cascino prova a infastidire l'azione offensiva del Cus, qua Sposito non può nulla sulla finta di Dall'Aria, ancora Dell'Aria. Guarino scambia proprio con Dell'Aria, Moncada è vicino, Guarino, ancora Guarino, la conclusione che termina al lato, ci prova Capitan Guarino a fare male, a dare coraggio ai suoi. Dorio, pallone per Cascino, ancora Dorio per Napoli, chiama il movimento di qualcuno Dorio che però non lo asseconda, era Cascino. Allora qui Napoli proprio per Dorio che per pochissimo non riesce a intervenire, scivola per tenere il pallone in campo, non riesce, rimessa laterale per il Cus di Mystery Sgro che deve costruire una partita di recupero ovviamente prevedibile. Guarino va giù, non c'è nulla, Cascino, palla fuori. Guarino voleva il fallo, il calcio di punizione, ma il direttore di gara Ortu, che era lì vicino, non è d'accordo. E allora qui Sanzo tiene il pallone nonostante il pressing di Cascino. Prova a partire Moncada, qua mette le mani Sposito, non c'è nulla, si va avanti. Napoli che ha scambiato con Dorio, qui Cascino, scucchiaiata ancora per Dorio, Cascino si fa trovare pronto, lo spintone di Guarino, questa volta sì che per il direttore di gara c'è il fallo, calcio di punizione sulla sinistra per il Mistral, con Roberto Dorio sul pallone, rientra Capitan Torcivia che scambia qualche battuta con Cascino e con Sposito per posizionarsi bene per questo calcio di punizione. Dorio, c'è il time out chiamato da mister Cappello che vuole sfruttare questo calcio di punizione per
far male alla formazione cussina. Avete visto Torcivia, Sposito e Cascino entrare all'interno dell'area di rigore, con Torcivia che si stava andando a posizionare sul secondo palo. Vedremo al rientro in campo dopo il time out quella che sarà la scelta tattica per la battuta di questo calcio di punizione che può far male al CUS. Anche mister Isgro catechizza i suoi, forse per qualche movimento errato in questo primo scampolo di gara. CUS che ricordiamo è penultimo in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sull'Alcamo, ultimo in classifica. Dorio sul pallone, scambia anzi con Sposito, e poi comunque rimane vicino anche Cascino sul secondo palo, non lo vedete inquadrato, ora sì, Torcivia, Sposito è pronto alla battuta, aspetta il fischio, Sposito, Cascino, Dorio, Torcivia si fa vedere fuori, calcia, schema come detto per Capitan Torcivia, che però non riesce a trovare lo specchio della porta per una deviazione della formazione cussina. Calcio d'angolo affidato sempre a Dorio. Cascino, Torcivia, murato, ancora Dorio, il pallone che rimane lì, è Dilo Piparo. Poi Sanzo non riesce a tenerla. Rimessa laterale per il Mistral. Torcivia lascia il campo per Napoli, Cascino cede quindi a Dorio questa rimessa laterale. Napoli, Dorio vede il movimento di Sposito, Cascino ancora Dorio, Napoli, pressing di Guarino, c'è anche Sanzo ad aiutarlo, Dorio allora va da Sposito, Napoli ancora Sposito, ancora pressing altissimo del CUS con Guarino che costringe ad andare su Napoli, allora Sanzo mette il piede, Sposito che salva, ma c'era stata una disattenzione difensiva, in costruzione offensiva anzi delle Mistral, che rischiava di costare caro alla formazione di mister Cappello. Salvato da Sposito, Guarino prova a metterla al centro, allora Cascino prova a tenerla dentro, non riesce, peccato perché Sposito era riuscito a metterla dentro, ma il pallone di Cascino era uscito, era vicino il direttore di gara Mele, che non ha avuto dubbi, ha segnalato prima ancora che il pallone arrivasse a Sposito. La rimessa laterale, Moncada, ancora Moncada, prova la giocata con Dell'Aria, ancora Dell'Aria, cede per Moncada con Cascino che pressa, Guarino si fa vedere sempre Moncada che scambia con Sanzo tiene Radelli sulle gambe, Moncada per Dell'Aria, Sanzo si fa vedere e aiuta, ma c'è il pressing altissimo di Napoli che costringe quasi all'errore il CUS, e allora lo Piparo. Dell'Aria si confonde qui Sposito, regalando il pallone alla formazione cussina, e allora può salire Moncada sfida Napoli, Moncada con deviazione di Napoli, non c'è nulla di liberto, allora sale con Sposito scambia e va dietro con Radelli Machado. Napoli allora ancora indietro con un'azione ragionata del Mistral che non vuole andare in velocità. Sposito indietro ancora per Radelli Machado. Napoli, pallone per Radelli, Sanzo riesce a intervenire, attenzione al 2 contro 2 con Moncada calcia, trova la deviazione di Napoli, sembrava
fosse arrivato il tocco di Napoli. Rimessa dal fondo con Diliberto sul pallone. Muro, c'è Torcivia in basso a destra, servito ora da Radaelli, e ancora Radaelli con Torcivia. Guarino, anzi Moncada, scusate, prova a pressarlo. Torcivia scucchiaia, la terra di nessuno, il pallone che si spegne in rimessa dal fondo. Qui c'è il time out chiamato giustamente da mister Isgro, quando sul cronometro per la conclusione di questa prima frazione di gioco mancano 6 minuti e 39 secondi. Decide momentaneamente la rete di Moncada, cioè scusate, di Esposito, che era riuscito ad anticipare la difesa del Cus. Entrambi i tecnici che danno indicazioni ai loro uomini. Capannello intorno a mister Cappello. Idem per la formazione cussina, oggi vestita di giallo-rosso. Termina il time out, quindi squadre che devono rientrare in campo. Pallone in possesso del Cus, con Lo Piparo, Guarino, Moncada dell'Aria e Sanzo che rientrano in campo come quintetto del Cus. Per il Mistral invece Muro, Cascino, Torcivia, Radelli, Machado e Diliberto. Lo Piparo va lunghissimo a cercare dell'Aria, che spintona Radelli, ma solo rimessa dal fondo con Torcivia, che scambia ora con Di Maria. Ancora numero 12 che scambia con Radaelli. Muro, Radaelli chiama il movimento di Di Maria. Torcivia, il capitano, alza la testa, vede il movimento di Di Maria, ma serve Muro. Radaelli, azione a 2 tocchi per il Mistral, qui se ne concede uno in più Di Maria. Muro prova a giocare per Di Maria, c'è Sanzo. Qua Muro prova per un attimo a pressare per prendere il pallone, non riesce. Poi il tentativo dell'Aria a cercare Moncada sul secondo palo, non riesce il numero 12 a trovare il compagno di squadra per una deviazione in rimessa laterale. E allora Guarino, il capitano, lascia la battuta dell'Aria che va direttamente verso la porta a cercare una deviazione. Qua attenzione, perché Sanzo in scivolata su Diliberto rischia tanto. È la seconda ammonizione conquistata da Diliberto, che è in ripartenza, prima su Fuschi proprio a inizio match e ora su Sanzo. Porta i giocatori cussini a spendere un fallo da ammonizione. Radaelli, Di Maria per Muro per Torcivia, stop e il movimento di Torcivia che col sinistro prova a impensierire Lo Piparo, che ancora una volta in spaccata riesce a dire di no al numero 7 che era partito largo qui sulla destra e con la punta di sinistro ha cercato la porta. Torcivia, il pallone indietro per Radaelli, doppia deviazione con Lo Piparo che la fa sua. Guarino, movimento a cercare dell'Aria. Torcivia, recupera Torcivia, finta Torcivia. Lo Piparo, conto aperto tra il numero 7 del Mistral e l'estremo difensore del Cus Palermo, che ancora una volta abbassa la saracinesca e dice no. Di Maria, il pallone indietro per Torcivia, giocata di tacco con Muro, che ora cede a Radaelli, non si capiscono i due, e allora rimessa laterale con Fuschi che dà a Moncada, pallone per Guarino
che avanza sulla sinistra, Di Maria gli lascia spazio, d'esterno non arriva per pochissimo dell'aria, si salva il Mistral. Ottimo inserimento del numero 12 e allora Muro, dopo la paura passata, costruisce con Torcivia, cambia lato, ancora Di Maria non riesce a saltare Fuschi, rimessa laterale, Torcivia, Guarino riesce a metterci il piede ma il pallone è ancora per il Mistral, con Muro che scambia con Torcivia che di mezzo esterno cerca il movimento proprio di Maria, non riesce ad arrivare il numero 12, allora riparte il flusso con Guarino, Muro, 2 contro 1, Muro, pallone per Di Maria per Muro, cosa ha sbagliato il numero 8, riparte il Cus con Guarino, pallone per Scianna che va lungo, attenzione a Dell'Aria contro Di Liberto, salva il Mistral, Di Maria prova a ripartire, Muro, ancora Muro, vede Di Maria, la mette al centro, chiama il rigore Torcivia, non c'è nulla per il direttore di gara e allora sale Dell'Aria verso Fuschi che però non può arrivare, emozioni da una parte e dall'altra nel giro di pochi secondi, con il Cus che va vicino al pareggio, il Mistral che sfiora il raddoppio e ora su questo movimento di Fuschi di nuovo vicino il Cus al pareggio. Torcivia va da Radaelli, allora Di Maria Radaelli, Muro, Radaelli ancora per Muro, Di Maria si sbraccia Torcivia sulla destra, sfida Scianna, Torcivia finta, pallone per Muro che scivola e prende il palo esterno, dando l'illusione del gol. Guarino, Isgro, palla ancora per Guarino, sale il capitano del Cus, pressing di Muro, rimessa laterale, attenzione perché intanto Fuschi e Di Liberto hanno qualcosa da dirsi, deve intervenire in tutta fretta Ortu, il direttore di gara della sezione di Cagliari, abbiamo detto in presentazione che in apertura di match aveva ammonito proprio Fuschi per il fallo su Di Liberto. Intanto Guarino può battere Lo Piparo, Fuschi, Isgro di tacco, qua c'è il fallo di Radaelli richiamato dal direttore di gara e richiamato anche da mister Cappello. Calcio di punizione per il Cus. Guarino chiama il movimento di Lo Piparo, vede il movimento di Fuschi, attenzione qui che sbaglia Cascino con Esposito, il pallone a cercare l'inserimento di Muro, riesce Isgro a mettere il piede, Scianna ancora, lo ferma col fallo Esposito che viene ammonito. Ottimo movimento di Scianna che cercava ovviamente l'inserimento per far male alla formazione di casa. Guarino sul pallone, Lo Piparo vicino, Isgro dall'altro lato, Fuschi dentro e Scianna sulla sinistra, pronti al movimento. Guarino attende il fischio del direttore di gara per Lo Piparo, va da Isgro con una scucchiaiata, movimento Fuschi, pallone che si spegne lentamente sul fondo, brivido per il Mistral e allora Muro
può ricevere Esposito, però interviene prima Scianna, e allora ancora Isgro, pallone per Guarino che da ultimo rischia la giocata, ancora Guarino di Liberto, salva ancora, poi Fuschi, Esposito, non riesce Fuschi, allora Cascino difende ancora su Fuschi, occasione per il Cus per trovare il pari. Muro mette giù su Capitan Guarino, pallone che rimane ancora in gioco, in possesso del Mistral, azione confusa dei padroni di casa, col Cus che si salva, messa laterale, Muro sfida Isgro, ancora Muro, Isgro va giù, forse trattiene il pallone, ancora Muro per Cascino, Esposito, lo Piparo, mette il piede e salva ancora una volta i suoi. È un conto aperto, l'abbiamo detto, ed è normale che sia così tra lo Piparo e il Mistral. Cascino, Muro calcia, lo Piparo la fa sua dopo una deviazione, allora pallone per Isgro, riesce a intervenire Dorio sul pallone, ma per il direttore di gara c'è fallo, calcio di punizione, ammonizione per Dorio, e c'è tanto da discutere in quella zona di campo, con Esposito che si avvicina, chiede chiarimenti, Cascino, mister Cappello dietro, ed è quinto fallo. Un fallo ha segnalato il direttore di gara per un tocco forse di mano di Dorio. Sarebbe da controllare con la lente di ingrandimento per capire chi ha ragione in questi casi. Il direttore di gara però era davvero vicino. E sulla ripartenza con Isgro sul pallone ha deciso per la punizione l'ammonizione di Dorio. Isgro sulla palla, Cutrona vicino, ci sono pure Fuschi e Scianna. Fuschi al limite dell'area di rigore, lo vedete, in marcatura c'è Cascino, Scianna controllato da Dorio, Isgro carica al sinistro, Isgro la mette dentro, Esposito la calcia via. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione, è rimessa laterale. 1-0, firmato da Esposito che ha salvato anche il risultato. Scianna, Fuschi, Dorio tiene le braccia dietro le spalle, ancora Fuschi, curato proprio da Dorio. Scianna, Fuschi, si rinnova il duello con Dorio che lo guarda negli occhi, lo butta giù, non c'è nulla. Allora Scianna, Cutrona, Isgro va giù sul fallo di Cascino. Il direttore di gara era vicino, fallo, e dunque tiro libero per il Cus, con Fuschi che lascia il campo e lascia anche il pallone per la battuta di Andrea Dell'Aria, bomber di questo Cus con 12 reti. Dell'Aria contro Di Liberto. Fischietto in bocca per il direttore di gara, che di far rispettare le distanze a Isgro, a Dorio e anche a Cascino. Pronto a partire Dell'Aria contro Di Liberto. Di Liberto con la spalla in calcio d'angolo. Occasione sprecata per il Cus. Isgro tiene il pallone dentro muro, no, non riesce. Rimessa laterale, 1 minuto e 5 effettivi alla conclusione del primo tempo. Dell'Aria prova a mettere il pallone al centro, una conclusione, cercava forse una deviazione per l'angolo, non arriva. Allora c'è rimessa per il Mistral con Di Liberto che batte
corto per Dorio, il pallone per Di Maria, Muro, Dorio, ancora Di Maria con Fuschi che prova a pressare dell'aria, fa lo stesso Dorio con Fuschi che prova a infastidirlo, Muro torci via, il capitano cerca un movimento dei suoi, trova allora Di Maria conclude e lo Piparo la fa sua, poi subito ripartenza verso Scianna dell'aria, Dorio sempre ad affrontare con le mani dietro la schiena di Liberto, prova a ripartire allora Torcivia, attenzione, rischia tantissimo Capitan Torcivia che prende forse male il pallone alzandola verso la porta, meno male che c'era Muro perché l'autogol era dietro l'angolo e allora è calcio d'angolo per il Cus con Fussi, si fa vedere Scianna, Cutrona vicino dell'aria, il pallone resta lì, Torcivia prova a fare ripartire il Mistral, Di Maria che affronta Scianna, pallone per Muro conclude, palo! Sfortunato qui il numero 8, però c'era anche Torcivia, un buon inserimento sul secondo palo, il pallone però si stampa sul legno. 3 secondi al termine, il Cus decide di tenere il pallone e finisce così il primo tempo 1-0, partita equilibrata e ricca di emozioni da una parte e dall'altra, occasioni sia per il Mistral per raddoppiare che per il Cus per trovare la via del pari. In questo momento al termine del primo tempo decide il gol di Esposito, noi ci fermiamo per qualche istante, ci risentiamo a inizio secondo tempo per raccontare le emozioni di Mistral Cus Palermo. Lo Sportisili a mister Boncore. I suoi ragazzi hanno messo grande impegno e grande determinazione soprattutto nella prima parte del primo tempo, in cui sono riusciti anche a mettere sotto gli avversari fino al momento dell'Eurogol che ha sbloccato il match e che ha messo, diciamo, la situazione in discesa per gli ospiti. Però grande prestazione dei suoi ragazzi. Sì, io nonostante si guarda il risultato, sono contento della prestazione dei ragazzi. Oggi naturalmente incontravamo la prima della classe, dove c'era tanta qualità dall'altro lato, e io ho un gruppo di ragazzi che stiamo facendo un percorso di crescita e vedo una crescita costante nel lavoro e tutto. Oggi, nonostante il risultato, esco forte di questa prestazione che ci serve per affrontare il futuro. E io penso che lavorando così, come lavorano questi ragazzi durante la settimana e la domenica con queste prestazioni, io penso che sarà dura incontrarci per gli altri. I risultati sono sfavorevoli, però è obiettivo che la squadra non molla in nessuna partita e vende sempre cara la pelle. Sì, c'è una squadra giovane, una squadra, figurati che oggi vedere un 2008 in porta, che forse in tutta Italia in eccellenza non esiste, è anche un motivo di orgoglio mio e di questi ragazzi per come lavorano durante la settimana. Sapevamo che avevamo di fronte, con tanta umiltà abbiamo affrontato l'Atletico e niente, infatti ho elogiato i ragazzi là dentro e siamo convinti della prestazione che è stata. Miglioriamo di partita in partita, solo che non c'è più tempo, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Sì, come abbiamo detto alla vigilia, ovviamente era importante ripartire bene, ripartire con voglia, ripartire con fame di ritornare alla vittoria. Credo che comunque la prestazione è stata condita pure da questo, perché alla fine, sai, è facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Lascari ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili. Ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo giocato sempre della loro metà campo e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia.
E adesso bisogna continuare a guardarsi bene le spalle dagli attacchi del Gela che non perde colpi. No, noi dobbiamo guardare a noi stessi, domenica abbiamo questa partita e si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno. Dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre, tutte le partite, e poi tireremo le somme. Adesso concederà un giorno di riposo ai suoi o sarà subito testa alla prossima partita della domani? Non c'è da cambiare nulla. Domani i ragazzi hanno un giorno di riposo, riprenderemo martedì come sempre abbiamo fatto, come facciamo tutte le settimane, quindi non c'è da cambiare nulla e c'è solo da continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi poi ovviamente, ti ripeto, se tutto quello che fai lo fai bene, lo fai nel modo migliore, i frutti e i risultati arrivano. Benvenuto a Roberto Crivello. Dunque, l'esperienza di Roberto Crivello al servizio dell'Athletic Club Palermo. Anche grazie a te la tua squadra è riuscita ad arginare tutte le manovre offensive dell'Ascari e ha portato a casa una vittoria meritata attraverso una prestazione concreta, riuscendo a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Grazie intanto, sì, siamo contenti, abbiamo preparato la partita molto bene in settimana e queste partite le devi sbloccare, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito e quindi poi la partita è andata in discesa. Continua il testa a testa col Città di Gela, 0-3 vince l'Athletic, 3-0 risponde il Città di Gela. Sembra un duello che durerà fino al termine di questa stagione. Sì, sicuramente durerà fino alla fine e poi vedremo chi sarà più forte. E adesso, in vista della prossima sfida, la squadra deve caricarsi al massimo per raggiungere una vittoria che potrebbe fungere da spartiacque in vista del momento decisivo per questa stagione. Sì, noi adesso ci riposiamo e poi da martedì pensiamo al Gela, però il campionato non finisce domenica, sicuramente sarà una partita importantissima dove tutte e due le squadre vorranno vincere, però ripeto, il campionato non finirà domenica.
Rieccoci nuovamente in diretta dal Palaureto per Mistral Palermo Cus Palermo, 19ª giornata del campionato di Serie B di Futsal Girone H. In questo momento, dopo una prima frazione ricca di emozioni, è avanti il Mistral grazie a Sposito, un 1-0 che ha rischiato di vacillare più volte nel corso della prima frazione. Intanto si ricomincia col Mistral sul pallone. Muro, Torcivia. Mistral che riprende col quintetto che aveva iniziato il match. Di Maria. Movimento per Torcivia a destra. Torcivia sfida Moncada dell'area vicino. Riesce a mettere il piede, a deviare in rimessa laterale. Cus che invece riparte con gli stessi 5, se non erro, che hanno terminato il primo tempo. Muro da Torcivia, scarica ancora il capitano Torcivia per il numero 8 che non si capisce con Radelli Machado. Rimessa laterale, spreca qui in costruzione il Mistral di Mister Cappello con Moncada che scambia con Di Liberto. Cutrona, Isgro, ancora Isgro con Di Maria e Torcivia a pressarlo, riesce a mettere il piede Torcivia. Isgro, pallone messo al centro da Moncada, qui non riesce a rinviare Di Maria, viene toccato Isgro. Di Maria subito alzato le mani per dire: io non ho fatto niente, è stato lui a venire su di me. E ora infatti c'è uno scambio di battute con il direttore di gara Emanuele Mele della sezione di Oristano, che è qui proprio sotto la nostra postazione. Di Liberto, Radaelli, pallone per Di Maria che va avanti e poi cede a Muro. Pallone per Torcivia che sfida Cutrona, torna indietro da Muro, ancora Muro, nuovamente da Capitan Torcivia, nuovamente Cutrona, palla per Radelli Machado. Radelli, Torcivia, finta e manda al bar Moncada, poi ancora Torcivia, lo Piparo, Torcivia tiene il pallone, palla per Muro, deviazione di Cutrona e calcio d'angolo. Si salva il Cus, doppia finta che aveva mandato al bar la difesa del Cus da parte di Torcivia, che chiama lo schema per questo angolo. Di Maria che si allarga, pallone per Radelli Machado, pallone proprio per Di Maria che poteva caricare del sinistro, non riesce, infastidito dell'aria. Di Maria, pallone ancora per Muro che non riesce nello stop. Rimessa laterale col Cus che può costruire da questa rimessa da destra. Lo Piparo, Radelli Machado verso la porta e c'è il 2-0 di Radelli Machado che sfrutta l'errore in ripartenza di Lo Piparo per fare 2-0 e il Mistral è avanti e prende le distanze. Siglato dal numero 18 che sfrutta l'errore in fase di costruzione del Cus, recupera proprio lui, calcia verso la porta lasciata sguarnita ed è tutto semplice per il Mistral, per il 2-0. Riprende il match dopo un attimo di sospensione per accertarsi le condizioni dell'area che aveva subito un colpo
poc'anzi. Moncada, pallone indietro per Lopiparo. Moncada, Cutrona, Isgro con Di Maria che riesce a farla sua. Torcivia la tiene dentro. Torcivia! Torcivia! 3-0! Come numero 60 Milano, Torcivia, Marco! Cala il tris, il Mistral con Di Maria che riesce a togliere il pallone ad Isgro. Torcivia lo tiene in campo, scambiano i due e il numero 7 non si lascia pregare per il 3-0. Kus che deve rincorrere Isgro, pallone a cercare dell'aria, c'è il fallo. Calcio di punizione, resta a terra Douglas Radelli Machado. Muro batte ma senza il consenso del direttore di gara che richiama errore del direttore di gara che sbaglia a fischiare. Messa in gioco proprio dal direttore di gara. Muro scarica per Di Maria, ancora Muro, Radelli Machado, pallone ancora per Di Maria che prova la giocata e allora è Moncada che può ripartire col pressing di Muro dell'area, non riesce, prova ad allontanare in qualche modo il numero 18 Lopiparo. Guarda il movimento dei suoi. Cutrona, pallone per Isgro, Radelli Machado riesce a mettere il piede risultando anche in faccia a Isgro, tanto che il direttore di gara Mele lo richiama all'ordine. Cutrona, il pallone per Moncada, ancora Moncada di Liberto, voleva riprendere subito il gioco ma c'è stata la deviazione, calcio d'angolo e allora Cutrona sfida Di Maria, costretto forse a tornare indietro. Cutrona per Lopiparo, Isgro pressato da Radelli Macedo che lo sfida e ancora il numero 6 Isgro. Di Maria lo butta a terra, non c'è nulla per il direttore di gara e Di Maria chiede a Muro di mettere il pallone fuori perché Isgro è rimasto a terra. Si rialza il numero 6 non c'è nulla per il direttore di gara, quindi sarà il Kus a ridare il pallone al Mistral che lo ha messo fuori per consentire al direttore di gara di accertarsi delle condizioni di Isgro che ha lasciato il campo. Al suo posto è entrato Capitan Guarino. Di Maria scambia con Muro, Radelli, Muro finta su Moncada, il pallone allora a cercare l'inserimento di Torcivia che va a terra. Radelli Machado spinto da Cutrona, non c'è nulla per il direttore di gara, allora può ripartire il Kus. Questa volta è dell'area che mette il pallone fuori perché resta a terra dolorante Capitan Torcivia e viene richiamato in campo il medico del Mistral. Un colpo alla caviglia subito da Torcivia. Intanto c'è qualche parola di troppo di Moncada nei confronti della panchina del Mistral. Anche Guarino alza la voce. Mister Cappello chiede ai suoi calma. Il risultato è
in favore proprio della squadra vestita oggi di nero con inserti dorati, che sfruttando quelle che al momento sono i risultati sarebbe terza in classifica. Esce Torcivia accompagnato da Murò. Ha fatto male il capitano. Dicevamo, grazie ai risultati in questo momento il Mistral terzo, appunto, sempre più distante dal Villaurea. Riprende il gioco Cus, che invece mantiene comunque le distanze dall'Alcamo, che sta perdendo. Guarino scambia con Scianna, ancora Guarino, pallone per Sanso, pressato da Cascino con una spinta, non c'è nulla. Allora rimessa laterale per il Mistral, Cascino per Di Maria che scambia con Radelli Machado. Radelli di tacco ancora per Di Maria, Di Maria, Cascino ancora per Di Maria, palla per Murò, Di Maria ancora per Douglas Radelli Machado, pallone indietro, Di Maria indietreggia controllando di suola, Murò per Cascino, giro palla insistito, Murò vede il movimento di Radelli Machado, scivola Guarino, la può approfittare Douglas Radelli Machado, il pallone per Murò che di tacco cerca la deviazione per l'inserimento di Di Maria, il numero 12 non capisce la giocata, rimessa dal fondo, e time out chiamato da mister Isgro per richiamare i suoi all'attenzione, per dare indicazioni per ripartire con questa rimessa dal fondo. Stessa cosa fa mister Cappello, solito cerchio attorno al mister del Mistral che dà indicazioni al suo quintetto. Rientra in campo il Cus, si attende ancora qualche istante per il Mistral, anche perché non era ancora esaurito il time out. Ora sì che è esaurito, e allora il Mistral deve rientrare in campo, e ancora però attorno al mister rientra ora in campo il Mistral con Fuschi che ha chiesto delucidazioni al direttore di Garamele. Lo Piparo cede a Sanso, Guarino, palla ancora per Sanso, Scianna, Sanso, sbracciata di Murò, Sanso, Scianna, la scucchiaiata a cercare il movimento di Sanso che spinge Radelli Machado, che ti prende il calcio di punizione, troppo evidente l'appoggio sulle spalle del giocatore del Mistral. Calcio di punizione affidato a Murò che sbatte da Cascino, il pallone largo verso Di Maria che cerca il movimento di Cascino, ancora Di Maria, Murò gioca con Di Liberto che calcia nella terra di nessuno, rimessa laterale, pressato, sbaglia qui l'estremo difensore del Mistral Palermo, e allora è Scianna a ripartire per Lo Piparo. Ancora Lo Piparo, Scianna, Fuschi, Murò, bene, va a chiedere informazioni al cronometrista Giarratani. È stato qualcosa che non è andata forse sulla segnalazione dei falli.
Foschi sul pallone, Scianna vicino, è proprio Scianna che calcia, Muro, ancora una volta, Foschi, pallone messo al centro con Diliberto che la fa sua, poi qua troppa fretta per l'estremo difensore del Mistral che sbaglia l'appoggio e qua sbaglia addirittura la battuta il Cus regalandola. Al Mistral riparte Radaelli, Sanso contro Di Maria, anche scucchiaiata per Capitan Guarino, Diliberto la tiene, va a terra, non c'è nulla, pallone ancora lì, Muro, attenzione, Guarino fa cadere Diliberto, Muro, il pallone per Di Maria, Cascino non riesce nel tap-in sul secondo palo per pochissimo, Mistral vicinissimo al poker. Sanso, Scianna, Muro, ancora Sanso, ancora Di Maria che mette il piede, Radaelli Machado, Foschi subisce un colpo, si lamenta, non c'è nulla, Muro finta di colpo, il pallone resta dietro, Radaelli Machado predica calma e dà la palla a Di Maria, Douglas Radaelli Machado, Muro sfida Scianna, torna indietro da Cascino che va in scarico per Di Maria, Radaelli Machado, movimento per Muro che tiene fisico su Scianna, Radaelli Machado, Di Maria prova a scambiare nuovamente con Cascino, si mette Sanso in mezzo, poi recupera Muro, pallone per Radaelli Machado, in spaccata lo Piparo che dice no al 4-0 del Mistral. Di Maria, Muro, velo di Di Maria col pallone che finisce a Cascino, Guarino prova a opporsi, Cascino palla fuori e allora Fuschi riparte, Fuschi, il pallone verso Scianna, Muro prova a stare sulle gambe, Muro dice no a Scianna, ripartenza bruciata e il Cus che va vicino al gol della bandiera si oppone ancora una volta. Salvatore Muro che dice no. Cutrona vede il movimento dell'area, Di Maria interviene, però dell'area la riesce a dare indietro all'Opiparo. Cutrona dell'aria ancora, sfida Di Maria, Cutrona con Dorio che prova a infastidirlo, Isgro, Cascino la fa sua, ancora Cascino, corre Isgro per cercare di tenere la rimessa, ma non riesce, e allora è rimessa laterale per il Mistral con Cascino sul pallone, dall'altro lato c'è Esposito, Dorio, pallone indietro con Diliberto che la fa sua, pallone messo in avanti per Esposito che interviene, Cascino, poi ancora il pallone che resta in possesso del Cus che riesce con Moncada a prendersi il calcio di punizione. Isgro chiede all'Opiparo di avanzare e sale anche il numero 6, Cutrona scarica per il numero 12 dell'aria, qua Cutrona non riesce a farsi vedere, Isgro rischia di incispicare sul pallone, Isgro, pallone per Cutrona, si va dall'altro lato da Moncada che calcia, murato da Di Maria, allora Muro, Dorio, riparte il Mistral e ci mette la testa Isgro e ferma la ripartenza dei padroni di casa, Cascino, 2 su di lui e allora decide di tornare in zona Muro, Dorio, pallone per Cascino, stop di petto perfetto di Cascino, numero 9 sfida Cutrona, Cutrona per Muro, di L'Opiparo riesce a mettere
il piede ancora una volta sulla conclusione di Muro, una deviazione importantissima. E allora Dorio, Di Maria, Dorio, Sgro, Mura e salva ancora il Cus. Muro, calma nella giocata del numero 8 che scambia con Dorio, pallone reso nuovamente dal numero 8 al 4. Sposito, Dorio, cercare ancora Muro che di petto la mette giù e la dà Cascino, scambiano nuovamente i due, poi torna per Diliberto. Dorio sbaglia qui la giocata e ne approfitta il Cus per siglare il gol della bandiera dell'1-3 con il numero 11 Moncada. Approfitta di questo errore in ripartenza il Cus del Mistral per siglare il 3-1 che riduce le distanze. Dorio, Napoli ancora il pallone in avanti, cercare Esposito, nulla di preoccupante per il Cus, con Cutrona che si accerta che il pallone finisca fuori. Qua Moncada che viene pressato ancora da Esposito. Isgro lo preparò, Isgro ancora verso Moncada, pallone per Cutrona, si inserisce benissimo Moncada ma non riesce ad arrivare sul pallone, calciato in avanti da Cutrona. 9:30 al termine del match. Esposito, movimento Moncada e allora dell'area di Liberto. Riparte il Mistral con Esposito che non riesce a servire Napoli, ma Di Liberto alza il muro e dice di no al Cus. Muro finta su Isgro, ancora Muro, palla messa al centro dove c'era Esposito, non riesce a intervenire e allora Isgro che può salire il pallone verso dell'area con il fallo di Napoli che frena anche la battuta immediata. Cutrona, Moncada carica il destro, è un passaggio per Cutrona, una finta che aveva mandato in bambola la difesa del Mistral ma che non è stata capita dal compagno di squadra. Allora ancora dell'area con Isgro che gli dà il cambio sulla fascia, ancora Isgro con Muro, finta, ottima giocata con Torcivia che era rimasto un attimo indietro, ancora Torcivia verso Muro, palo! Si salva il Cus e può ripartire ora la formazione di mister Isgro con dell'area, fermato ancora da Napoli. Rimessa laterale, ma quante occasioni e ancora una volta imprecazioni per Muro che trova il secondo legno del suo match. Cutrona vicino al 4-1 il Mistral. Cutrona scambia con Capitan Guarino, ancora Cutrona per Moncada con Dorio che di fisico la fa sua, poi la mette in rimessa laterale. Cutrona avvicinò Capitan Guarino, la cede Moncada per Fuschi con Napoli che prova a mettere il fisico, tocca quel tanto che basta Fuschi per togliergli l'equilibrio, per non farlo intervenire sul pallone. Rimessa laterale, Torcivia completamente ristabilito dopo il colpo subito a inizio della seconda frazione. Qua Radelli Machado non capisce le indicazioni di Muro che aveva detto sei solo, vai. C'è stata un'incomprensione qua, intanto Cutrona, Muro fa fallo, non c'è nulla per il direttore di gara che era lì vicino. Rimessa laterale, tanto movimento, tante parole e discussioni nella panchina del Cus verso il direttore di gara. Qui sbaglia lo stop Moncada,
e allora è rimessa laterale per il Mistral con Torcivia che vede il movimento di Napoli. Muro che sfida Cutona, Muro da solo contro 2 perché c'è anche Guarino. Allora Muro tiene, guarda il movimento di Napoli in mezzo a 2, Fuschi mette il piede, la palla arriva allo Piparo, il Cus può ripartire, Moncada, murato non dalla difesa del Mistral, bensì dal proprio compagno di squadra. Torcivia, Radelli Machado, Torcivia, tocco di mano di Sanso, è vicino il direttore di gara, calcio di punizione. Torcivia batte subito per Douglas Radelli Machado, Muro, ancora per Torcivia, pallone a cercare nuovamente da Muro, Di Maria, Fuschi prova ad affrontarlo, Muro va via in velocità, il pallone verso Radelli Machado, lo Piparo calcia via la paura e va dall'altro lato dove il collega di Liberto non ha timore. Qua poi il pallone che si alza ed è Guarino che la fa sua, riparte il Cus, niente da fare con il capitano che stringe i denti, cercava il movimento di Sanso, non c'è nulla per far male al Mistral. Di Liberto, pallone per Torcivia che deve stare attento al pressing di Moncada, è lì, c'è il tocco secondo il direttore di gara di Torcivia, quindi calcio d'angolo con Moncada che ne approfitta. E allora Fuschi, Capitan Guarino, palla messa ancora dentro per Fuschi, Di Liberto la fa sua, la mette a terra, prova a ripartire veloce con Muro, rimessa laterale. Troppa fretta secondo Muro, che richiama Di Liberto. Sanso per Guarino, lo Piparo, palla, lo Piparo, pallone ancora per Muro che va d'esterno, Muro, pallone che termina fuori, conclusione dalla distanza del numero 8, allora Fuschi può partire, il pallone per Moncada, la deviazione decisiva di Di Liberto ed è rimessa dal fondo perché Di Liberto toccandola l'ha fatta finire sul corpo di Fuschi che non poteva smaterializzarsi, una deviazione vista dal direttore di gara e quindi pallone per il Mistral con Di Maria che scucchiaia per Radelli Machado che sfida Guarino, il capitano la mette giù e la fa sua, non ne riesce però nella giocata con Di Maria che riesce a tenerla, Torcivia, lo Piparo, ancora Di Maria, pallone ancora per Torcivia, finta contro finta e rimessa laterale conquistata dal Mistral. Si ferma un attimo il gioco per permettere di asciugare parte del campo, una zona critica per eventuali giocate, anche per il movimento di Lo Piparo, sudore che può provocare non pochi problemi con scivoloni sgraditi. Allora Torcivia, pallone per Di Maria che in sforbiciata prova il gol dell'anno probabilmente, pallone per Dell'Aria, non riesce a tenerla in campo Di Liberto, calcio d'angolo Dell'Aria, pallone messo al centro, ancora Radelli Machado, messa laterale Dell'Aria, Sanso, fischi del pubblico di casa, Dell'Aria, Fuschi, ancora il numero 12, sull'out sinistro c'è Moncada che viene servito
ora da Sanso, Moncada, Muro, bravissimo a mettersi sulla linea del passaggio, Torcivia, Sanso spinge e attenzione, Sanso ammonito, era già stato ammonito nella prima frazione ed è rosso. Cus in inferiorità numerica per il fallo di Sanso su Torcivia, numero 25 che guadagna il secondo giallo del suo match ed è rosso, va negli spogliatoi. Cus costretto a giocare in inferiorità numerica. (4:35 restanti effettivi di gioco). Torcivia sul pallone con il più vicino Radelli Machado, poi Di Maria e Muro, lo vedete qui in basso a sinistra per lo schema. Torcivia guarda sia Di Maria che Muro, vedremo quale sarà la soluzione. Aspetta il fischio del direttore di gara. Torcivia verso Radelli Machado, Di Maria, ancora Di Maria, pallone di ritorno, il pallone per Muro, Torcivia, giocata perfetta del Mistral che aspetta il momento giusto e il movimento di Capitan Torcivia per fare 4-1. L'avevamo detto, Torcivia sul calcio di punizione guardava il movimento dei suoi, è rimasto lì sulla destra ad aspettare un pallone che sapeva sarebbe arrivato. Lo schema con Muro è perfetto, l'inserimento sul secondo palo del capitano ed è 4-1 e qui prova nuovamente a ridurre il gap il Cus. Con l'azione dell'area che viene fermata in calcio d'angolo. Moncada, l'esterno Di Maria, Fuschi, ci torna indietro da Lopiparo e allora Fuschi ancora. Di Maria sulle gambe, pallone a cercare dell'area che riesce a tenerlo in campo. Radelli Machado lo sfida, poi il pallone messo al centro sul secondo palo verso Fuschi, palla che non arriva al giocatore del Cus perché c'è Radelli Machado a deviare. Cutrona, palla per Moncada, Radelli Machado e Di Liberto la fa sua. C'è intanto un giocatore del Cus, del Mistral, scusate, a terra. Di Liberto ha qualcosa da ridire a dell'aria. Torcivia prova a spegnere gli animi. È rimasto a terra, mi sa, Muro. Andiamo a vedere subito. Tanto Fuschi va a confronto con Mister Cappello. No, Muro, scusate, è qui in piedi, quindi si tratta di Radelli Machado. Tanto non inquadrato. Torcivia discute con la panchina del Cus. Radelli Machado che lascia il campo a Sposito. Pallone messo fuori da Di Liberto e quindi sarà rimessa laterale ridata dal Cus al Mistral. Intanto continua qualche discorso tra la panchina del Cus e i giocatori del Mistral, con Muro che discute con Cutrona. Fuschi ridà il pallone, quindi rimessa al fondo per il Mistral con Di Liberto proprio per Torcivia.
movimento di Muro che sfida Cutrona, ancora Muro, il pallone messo in rimessa laterale. Di Maria, Muro sbaglia qua, ancora Muro, il pallone per Dell'Aria che interviene sul pallone, poi viene fermato da Di Maria. Rimessa laterale, sfida di nervi tra Di Liberto e Dell'Aria. Dell'Aria sul pallone, cede per Moncada, movimento di Guarino, Cutrona, Moncada, non riesce Guarino a tenere il pallone in campo, non riesce a sfruttare il Cus, il portiere di movimento. Muro, Sposito, pressato da 3, se ne va Sposito, giocata del numero 23, allora Di Maria si ferma, ancora Sposito, torci via, pallone per Muro che fa rifiatare i suoi, poi prova un attimo lo sprint, si ferma subito, torci via a cercare Di Maria, pallone per Lopita, pallone per Fuschi, finta Fuschi, Muro con la gamba lo ferma, allora Fuschi resta un attimo sulle gambe, Muro la cede a Di Maria, finta, torci via dall'altro lato, Di Maria, torci via, pallone scucchiaiato per un movimento che non c'è stato, l'ha letta bene il capitano del Mistral che regala il pallone al Cus. 1:48 al termine del match. Dell'Aria, Isgro, ancora portiere di movimento con Guarino che rientra in campo al posto di Lopiparo. Moncada scambia con Dell'Aria, ancora Dell'Aria, dove il tutto è per tutto la squadra di Mister Isgro. Guarino riesce a fermare la difesa del Mistral, torci via e il pallone che termina in rete e sono 5 ed è tripletta del capitano. 5-1. A volte capita così, che per cercare di rimettere in sesto il match si rischia e il Cus ha preso questo rischio per cercare di riavvicinarsi. Ne approfitta il Mistral, ne approfitta Torcivia che dalla distanza non si lascia pregare. 5-1, Isgro, pallone lì messo da Dell'Aria per Scianna ed è 5-2. Emozioni infinite per questo match. 5-2. Distanza di 3 ancora tra Mistral e Cus. Muro, Torcivia che cede a Cusimano non riesce a tenerla in campo. 50 secondi, ancora portiere di movimento con Guarino che ritorna in campo. Dell'Aria, Moncada, Dell'Aria, con la conclusione ancora Torcivia, Muro, Torcivia, Cusimano va giù, non c'è nulla, 3 contro 0 e allora sì che per Dell'Aria è tutto facile ed è 5-3 con il Mistral che però recrimina per un fallo su Cusimano con il direttore di gara che non è d'accordo. 5-3 e distanza di 2 per 30 secondi finali.
si riprende Di Maria, Muro, il Cus ci crede, Muro prova la giocata, Cosimano, pallone per Torcivia, giro palla con Muro, Isgro, ancora Muro, prova ad andare via Muro, messo giù da Moncada, stavolta sì che c'è il fallo, calcio di punizione per il Mistral. Quinto fallo, 13 secondi, Torcivia, Muro, finta su Isgro, ancora Muro torna indietro, il pallone per Torcivia, movimento di Cosimano che non riesce, allora lo Piparo che può partire verso Isgro, non c'è più tempo, il Mistral vince 5-3 contro il Cus, difende il terzo posto, una vittoria importante che significa playoff per gli uomini di mister Cappello che affronteranno nella prossima giornata mistica, poi sarà turno di riposo, si giocherà contro il Barcellona, e il Cus invece ancora da giocare contro Barcellona Alcamo e Adrano per poi continuare a sperare per il play-out. Ricordiamo, Mistral batte Cus 3-1, tripletta di Torcivia con anche di Sposito e Radelli Maciavo. Per il Cus dell'area Moncada e Scianna 5-3 da parte di Sportisili e da parte di Luca Buccieri. Un ringraziamento per aver passato questo pomeriggio di futsal in nostra compagnia. Un saluto e alla prossima!